esprimiamo sempre la nostra solidarietà al popolo palestinese. Noi siamo composto pro Sardegna Nazionale. Grazie al Libero che con questo congresso data occasione di portare, di ragionare di noi, di ragionare questa situazione nostra in questo mondo, chiaramente considerando quello che succede in tutto questo mondo è acabate da cortiare in modo che potevano valutare meglio queste cose. Io voglio partire da una riflessione, da un numeredo pensando che questa premessa è chiaro che in questa terra nostra va due culture politiche in terra, due culture politiche che hanno origine diversa. Una è una cultura politica endogena, nascita in occhio e pochi orizzonti di questa terra, una specie di anticorpo di questa terra, esatto, la resta una cultura esogena che viene dai ora, legittima, in forasa. È nato qua che sono palestinesi, hanno fatto comprendere che era una cultura politica che viene dai ora e cultura politica che invece è stinie, che è nascitinie. E la cultura politica è teatro, ti sviluppa da strumento, gli strumenti politici, che sono le organizzazioni, che servono che hanno una fine. Ecco, stanno battendo di mannare, queste due culture politiche che sono in condierra in questa terra, e te fine hanno, che è sapone il solo, che è l'obiettivo. Entro di questa cultura politica, la Sardegna come è considerata? Qual è il stato attuale della Sardegna? Pensiamo per esempio che sappiamo di Sacconca di un militante di un partito italiano che è in Sardegna e quindi essendo sardo ha separato di appartenere a sua cultura politica esogena. Ma non mi risulta questo partito italiano sia stato generato in Sardegna, sono stato generato in Forest, in Italia, e su Stato che in maniera contingente, non definitiva, oggi domina la Sardegna. Ecco, questa conca quindi di uno che ha disposato sua cultura esogena. Il testo è la Sardegna, in quale Stato este? In rispetto a Stato italiano che è presente in Sardegna. Probabilmente è in questa categoria, questa categoria della discriminazione. Cioè, uno parla sul meridionalismo, del Girolamo Soggio, del Cardia, insomma, del Pilastro. Ecco, quindi un stato di sofferenza determinata da una discriminazione entro di un contesto però, entro del suo contesto italiano, cioè quindi appartiene a una cultura esogena che deve accettare il suo contesto italiano, cioè ragionare sopra di questa terra contestualizzando il suo contesto italiano, è scorso di fatto, cioè da parte teatro, cioè uno che sposa la cultura esogena, questa idea aiuta e che quindi questa discriminazione potrebbe essere superata. E non ne pare fino a che sono indipendentisti, ma tenemos che possono essere condivisi, RVM, tennisco, occupazione militare, eccetera, eccetera, però la finalità è completamente diversa. E possiamo cercando di valutare come la situazione della Sardegna che è una cultura endogena.
cioè de queste creature politiche che sono nascite in Sardegna, sono nascite da qua, la Sardegna dell'anticorpo può superare una situazione di sofferenza. No, che libero, queste Sardegna Nazione, queste Repubblica, queste Sardegna chiama Sardegna, sono tante già l'anticorpo che questa terra ha generato indipendentemente dal suo fatto che siamo il Stato italiano oppure no. Possiamo già essere solo una virgola della storia, ha vinto il Stato francese, però libero, Sardegna Nazione, SCS viene nascita su Matessi, che comunque ha capito bisogno di generare anticorpo per un Stato di dominazione. Ecco, proviamo a valutare dall'interno di una cultura endogena la situazione oggi della Sardegna. Caleste. Non ti avviene da pensare che è in un stato di oppressione, di dominazione. Bene, caro amico mio, forse fino a qualche tempo nos possiamo firmare in una valutazione, siamo in uno stato di oppressione, dominazione, per non liberare tocca a te, se petiremo la sovrania, tocca di andare verso l'indipendenza, tocca di andare a guerrare, s'appunna quindi essere indipendenza. Ma è vero, siamo in questo stato di oppressione? No, caro amico mio, valutato un po' queste cose. Noi siamo in uno stato di soppressione, non di oppressione. Siamo in uno stato di soppressione nazionale. Questa nazione è sta un passo da questa soppressione, né più né manco come altre nazioni e altri popoli in questa terra. Il palestinese che hai dato per qua, che si rende conto di questo stato di soppressione, che è un passo innanzi di soppressione, è anche una caratteristica, mentre la soppressione è totalmente reversibile, che esiste l'indipendenza, la dimostrata l'Algeria, ci si può liberare da uno stato di oppressione, ma badate che lo stato di oppressione è il metapol fine, metapolo scientifico, ed è difficile attornare orta da uno stato di soppressione. Da questo piano linguistico che ha fatto la regione, che ha citato Caterina, andate a leggere questa tabella. Ha scritto scalessa lingua madre della Sardegna, posso 79% è italiano. E questo a che parte o no di una soppressione nazionale? Che un popolo, lo scorsicano non era un popolo, una lingua, non era una casa, rende in conto, l'ultimo documento che hanno approvato come Satteradie delle Nazione, il vostro invito a leggere, la povina straportata in italiano con la che leggere a tutto canto, no? C'è questa consapevolezza è evidente, che batta parametri che misurano la soppressione. Misurano. E proviamolo a misurare in Sardegna. La lingua è una di queste. Se sette lo parametro sono il fatto che questo popolo è governato già da sempre andare da questa politica esogena. È governato da questa politica esogena in maniera permanente, blindato da una legge elettorale antidemocratica. Contro Saccare non si può ingere in questa situazione, che la legge elettorale Matessi è autoprotettiva di un eventuale assalto da esterno, e intanto non va dettato a assaltare la blindatura del suo palazzone regionale. E è talmente blindata che è impossibile all'assaltare, ma non solo, ma poi dalle quindi c'è la blindatura narcotizzante, dai cui veniti sull'uomo di una classe politica fatta secondo me da nanos politico, no? Che l'esercito mantiene il suo potere
convinchenne so sardo desi anche parte dell'intermediazione che si stato italiano che ha interesse a sopprimere la Sardegna. E l'esercito non sconvinche scuro, l'eserciti. Leggete bene un po' cosa scorre. Ha seguito la carta di Oliena e che va successo in Oliena? Pensiamolo un po'. In Oliena hanno fatto un convegno intitolato Mario Meles, un gigante sardista. In tutto su convegno non baiato uno sardista. E che adesso operazione? È un'oppa politica, della cultura, esogena verso la cultura endogena, è evidente, ma non solo, ascoltate sul discorso dei comandini e dei Tordei. Anzi, ma dite così tappare questa cosa e vi dite che mettono un discorso in fondo di tutta questa cosa, superare le specialità della Sardegna. E non penso che sono iscritti a renare le specialità che la Sardegna sia appunto autonoma e quindi regione speciale. Non penso assolutamente che non iscana, ma ischini bene che adesso funzione solo. Una funzione, Merner questo discorso non li spiega metà bene il suo libro che ha scritto. E non sa che comprende che adesso il ruolo del supposto che grammatista della borghesia notarile e chi noi abbiamo scramato che abbiamo messo proprio usato a borghesia comporatora, che non si tratta di capitalismo, si tratta di una borghesia politica che gioca su privilegio basato su questa funzione sua di intermediare la sudditanza di questa terra a un Stato che è il Stato italiano. E quindi da chi da comandini e porta il discorso bisogna andare allo statuto vecchio, bisogna andare oltre la specialità capofila contro il regionalismo differenziato bisogna andare oltre la specialità, e cioè di andare poi conclude i comandini verso una regione ordinaria per unirci con le altre regioni ordinarie e combattere contro le regioni che vogliono la specialità tramite l'autonomia differenziata, e cioè praticamente i succediti sul tentativo del tipo culturale e ideologico andare ad associare il sacchervedo del Sossardo giubato che si specialità di Sardegna non chieste una conquista del Sossardo in sede costituzionale, ma chieste di fatto un impedimento che non lo impedisce di diventare uguale a Sossardo, al resto di sovranarana dell'Italia, cioè ovviamente essendo parte della politica esogena, noi siamo un resto dell'Italia. Noi siamo una periferia. Non è che diventa in conca che noi siamo un altro centro dominato da un altro centro. No, noi siamo una periferia di un contesto. Ecco quindi l'anno che renare soppressione nazionale, che renare tutto gusto, come soppressione nazionale, che renare anche una legge, questa ZES, che permette di andare a pulire Galesia al vincolo regionale senza posto su le Galesia del canto del terreno. Commente questa soppressione nazionale con la questione nucleare su cambiare lo parametro dell'ultima legge delega che hanno approvato, bisogna dire in attenzione lo parametro dei seppero dei numeri pone a discorrere, dei numeri sperimentali. Questo reattore modulare nuovo, sono miracoloso secondo noi, sono che adesso parametro come già zona sismica 4 e chi è batta in tutto lo Stato italiano per zona sismica 4? La Sardegna. Cioè, quindi non ti numerano, ma di fatto ti narrano, e hanno già stanziato 320 milioni di euro poi salvantina del supporto del Santa Giusta Oristano, e poi te lo hanno stanziato che ne avrei curso no, che oramai si è andate dall'Eghere tutto su che è successo in questo dibattito interno
a su nucleare, l'insularità non è diventato più un problema. Ma non solo, non dobbiamo aspettare altri aggravamento delle servitù, non solo di arga nucleare, ma pure di arga normale, che deve modernizzare la ferrovia dello Stato italiano e noi che non abbiamo larga e larga. E sa riversa, non già imbolato una parte, però gli serve da trilocchi non bimbolare e in umbe, non in suo territorio di oltremare. Noi siamo lo territorio di oltremare degli Stati italiani. E tanto qual è il suo problema? E termino qua, non mi allunghi troppo. Chi è stata una responsabilità di carattere nazionale? E chi accetta di identificare in questa nazione. Siamo già in anni quindi questa creatura della politica e cultura del mondo. Le creature che sono scritte hanno una responsabilità del carattere nazionale. Ed è questa responsabilità del carattere nazionale che non scramata a firmare la soppressione della nazione nostra. Hanno pure tentato. Libera, Repubblica, Sardegna Nazione, sono arraionato o circa un anno e mezzo. Però a Sabine poi, e cioè che tocca a lei andare a questa realtà, non siamo necessitati di imparare a fare che manco uno comunicato su 41 bis. E allora, noi queremos ponere innanzi una responsabilità pesante che abbiamo e chiedere e te aiutiamo innanzi, te nos proponemos che è l'obiettivo principale. Certo è molto diverso, la pensiamo in maniera diversa, in tante cose la pensiamo in maniera diversa, però in una la pensiamo uguale. Chi dobbiamo lavorare per firmare questa cancellatura della nazione sarda, poi tornare dignità, capacità di elaborare, di decidere, ma fino a decidere che ne governare, se non siamo sul governo, ma possiamo decidere da ora, però se noi speriamo che sul popolo nostro, la nazione nostra, sapesse che noi siamo il decidente, dobbiamo decidere. Se no, prima siamo credibili e non delegabili. Rischiamo scomodo di non essere manco credibili, ma non che non lo siamo come elaborazione teorica o proposta. Noi rischiamo di non essere credibili, che non lo si intende, che non vi siamo, che siamo diventati un aggiuntivo, siamo diventati un aggiuntivo di tutto quello che succede in Sardegna. Questa questione energetica dobbiamo essere noi a condurre questa battaglia e invece siamo aggiuntivi. Questa questione, questa battaglia contro l'occupazione militare, siamo aggiuntivi in tutto, in un bambino da su 2014, in trainantes. Poniamo noi questo problema. Questo è il dovere nostro di non scaricare di responsabilità internazionale e salvare questa nazione. Buon lavoro.